Sì. Alza un pelo, guarda. Dove sta lo spinotto? Sì. Palleggio Antonini, un contro uno, al tiro, lancia, doppio canestro, fallo del numero 12. Polisca, secondo fallo. Perché? Lunetta Simone Antonini con il numero 40, autore di 10 punti fino a questo momento. Sbaglia però l'aggiuntivo, l'imbalzo lo prende Pensolfini, poi serve Gennari imposta il suo attacco della sua squadra con l'applicazione alla fine in sottomano, c'è il fallo del numero 40 Antonicelli, secondo fallo. Limita ancora Giacomo Gennari con il numero 6. Realizza Gennari, terzo punto per Giacomo. Sbaglia il secondo, il pallone esce da rimessa per venire Venezia, tenutamente Antonicelli, palleggio, parte, prova l'entrata, sul tiro non entra, 12° punto di Simone Antonicelli. Pensolfini, palleggio, perde l'equilibrio, scivola, Gennari, l'arbitro ferma il gioco. Pensolfini, tutto a posto, possiamo ricominciare. Quarto periodo, finale primo e secondo posto, categoria Under 12. Squadra in maglia rossa, Vis Pesaro, squadra in maglia verde, Riviera Venezia, deve recuperare 14 lunghezze. Ragazzi, non passate davanti per cortesia. Pensolfini in palleggio, batte l'avversario per prolungare la schiena, ma l'entrata, la realizza. Quarto punto per Giacomo Pensolfini. Antonicelli in palleggio, commette in pressione il doppio palleggio. Rimessa Vis Pesaro, da giocare 6-13. Dal tiro sbaglia però il numero 5 Brusega. Gennari in palleggio, scivola, serve Pensolfini pressato da Brusega. Ora Pensolfini, sale di palleggi, l'occasione dell'Alessandrino, finisce il fallo. Il numero 40 Simone Antonicelli, la il suo terzo fallo. Due tiri liberi per Nicolas Alessandrini, per il Venezia. 41-25 il punteggio a favore della Scavolini di Spesa, sbaglia il primo. Sbaglia il secondo, rimbalzo
lo prende Daniele Marco, poi la penetrazione da Torricelli che va a tagliare, il rimbalzo di Brusegan per Torricelli, Torricelli pressato da Risotta, trova la penetrazione, c'è un fallo del numero 15 Pensolfini, terzo fallo. Giacomo Pensolfini, ma Lunetta ancora Simone Torricelli, sbaglia il primo, 12 punti realizzati in questo momento. Sbaglia anche il secondo, il rimbalzo lo prende Daniele, che però ha qualche difficoltà a restare in campo, mette un piede sulla linea, la rimessa ancora rossa per i ragazzi pesaresi. Pensolfini in palleggio, pressato da Brusegan, Pensolfini non ancora a battere l'avversario Pensolfini, poi serve Gennari, Bisotta per Pensolfini ancora, in sospensione il tiro, sbaglia il rimbalzo di Brusegan che serve Bellato, serie di palleggi, penetrazione, Valdino sotto mano, sbaglia, Alessandrini il rimbalzo, in lotta con Antoricelli, palla 2 tra Alessandrini con il numero 16 in tenuta rossa e il numero 40 Antonicelli in tenuta verde. 62 alla meglio Alessandrini, Pensolfini con questa palla il palleggio con la penetrazione, lo scarico per Gennari, Alessandrini, 1 contro 1 fino in fondo, sbaglia, il rimbalzo lo prende Brusegan, Torricelli, fino in fondo, sbaglia, il rimbalzo lo prende ancora Brusegan, la palla esce, la rimessa è rossa. Palla esce, rimessa ancora rossa, difficoltà di Fornisca a tenere il pallone e l'avversario poi lo manda fuori con il piede. Pensolfini in palleggio, stato da Brusegan, il pallone sotto per Gennari, ancora palla dentro per Alessandrini, spara canestro, serie di finta, l'attivo, sbaglia, ancora Alessandrini al rimbalzo, tira ancora, sbaglia, mette il rimbalzo a Brusegan che si mette il fallo, si dice il fallo di Alessandrini. Primo fallo di Nicola Alessandrini. Brusegan per Antonicelli. Il canestro d'oro. Fallo del numero 16 Alessandrini, secondo fallo. Lunetta con il tiro aggiuntivo Antonicelli che raggiunge quota 15 punti di bottino personale per questo tiro libero. Gennari in palleggio, anche se il numero 35 Zara, il mazzo di Brusegan, trova l'entrata, si incolla nel primo ferro, e ancora Pensolfini in palleggio, allora esce di essere rossa. Alessandrini e Fornisca sono in campo con il numero 10 Bisotta, il tiro del Pensolfini, il calcio del numero
35 Zago, Antonicelli del lato 1 contro 1, trova l'entrata, recupera la palla Antonicelli, fuori per Zago che va al tiro, sbaglia, il rimbalzo toccato da Daniele, il pallone esce, la rimessa è rossa, se ne incarica con il numero 9 Gostoli, Gennari in palleggio, entrato anche Ceccarelli. Antonicelli prova l'entrata, poi viene chiuso, con il tiro da sotto realizza, bravissimo Simone, 17 punti per lui, miglior realizzatore in campo, Simone Antonicelli. Recupera la palla Brusacan, che va a realizzare, c'è il fallo di Gennari, primo fallo, primi 2 punti per Thomas Brusacan che lunetta per un tiro libero Gentile. Time out. Musica no! In campo le squadre, 1:54 da giocare, quarto ed ultimo periodo di questa 71esima partita del torneo, finale primo e secondo posto, categoria Under 12, nati 2001-2002 a seguire, in unetta Thomas Brusacan con il numero 5, sbaglia l'aggiuntivo, Gennari in palleggio, attenzione, Gennari, attenzione. Punto al compagno, la protezione, ma in fondo il sottovallo la prende probabilmente Antonicelli, il giocatore torna in mano ai ragazzi in tenuta rossa del Bispesaro, Gennari ancora in palleggio, su di lui la pressione di Zago, poi ancora Gennari, verso il fine, Gennari ancora, prova la tentazione di Gennari, mette il passaggio in casa, cambio, torna in campo Alessandrini ed esce con il numero 9 Alessandro Gostoli. Antonicelli se ne ripalleggia davanti a sé, Lisotta con la penetrazione, la realizza ancora, 19 punti di Simone Antonicelli. C'è un cambio, esce Giacomo Gennari e torna in campo con il numero 12 Giacomo Palusi. Pensolfini, serve il numero 7 Ceccarelli, poi Lisotta, Alessandrini, Pensolfini passa la marcatura dell'avversario, poi c'è il tiro sbagliato di Ceccarelli, il rimbalzo ancora Antonicelli, cost to cost per lui, che va al tiro, realizza un'infrazione di passi però. Alessandrini la rimessa, Pensolfini,
la pressione di Brusegan che va a commettere il suo terzo fallo. 13 secondi al termine di questa finale primo e secondo posto tra Riviera Venezia e Bis Pesaro. Lunetta con il numero 15 Penzolfini che realizza quinto punto per Gianni Penzolfini, primo tiro per lui, realizza, sono 6 punti di Penzolfini più 9, 11 secondi da giocare. Antonicelli ancora una penetrazione, spalla canestro, poi va al tiro, sbaglia, rimbalzo è dipellato, termine di conto. I Bis Pesaro si aggiudicano